Se volete, sono nata a Reno, in una famiglia di 9 figli. A questo momento ce n'era 6 famiglie, ma e per questo eravamo assai zitelli e giocavamo assai fuori. E poi ci andavamo fuori che le case erano chiuse e eravamo parecchi. Il pensiero dei miei parenti era che in giorno avessi una situazione, come li dicevano, perché ero uso pensieri. E per questo che subito a 13 anni sono partita in pensione, erano dei ore. E i miei fratelli, che erano tutti più maggiori, lavoravano un po' a dritto, un po' a manca, per aiutare i miei parenti, che elli avevano le pensioni a pagare. C'era mio fratello Domenico, dei preti e dei ore. Allora penso che non era mica facile, ma noi non ce ne rendiamo mica conto. Ci so che sono stati duri, ma non ho mica, ma ricordo mica di aver avuto scorte mai. No, né scorte mai, né gioie mai. Quando penso alla mia vita è fatta di piccole stelle che mi ricordano un tale, un altro tale, un momento, ma feste mai non ce n'è mai stato. Regretti no, a nostalgia sì, c'è la nostalgia di quando vado in piazza, perché poi abbiamo cambiato di luogo, abbiamo pigliato una casa più maggiore, e quando arrivo alla piazza, in piazza Boccadio Alto, mi riviene tutto in faccia. Mi rivengono tutte queste persone che ho conosciuto, che ho tenuto a gare, e rivengo, sento un quasi a voce di uno e dell'altro, e rivengo andavano a posare, come le facevano, come le parlavano, come le ridevano. Ho una nostalgia di sempre lì. Non posso mica dire che la mi piace di più o mi piace di meno. Vivo e cose che mi facciano più di me, quando penso ai miei violini, ai miei violi, e tutto ciò che ritengo della vita d'oggi. E c'è un passaggio della mia vita che mi sono scordata, di quando sono partita in continente a lavorare. Ci sono stata 37 anni, La gente mi diceva, ma perché che tu vai sempre in Corsica? Beati anche tu, tutto il mondo partì a dritta, a manca. E non c'era nulla a fare. Ci voleva che non gli segui. Ci voleva che vedessi anche le pietre, ma ci voleva che non gli segui. La vita che ti ha avuto io non assomiglia a nulla ancora alla vita che la nave. Allora che consiglio può dire che lei ha lui? Posso giusto dire, approfittate della vita, approfittate di vostri, rispettate tutto il mondo e credete la vita. E basta.